Ciao, oggi preparo i Scandelaus. Sono dei dolcetti molto fini ed eleganti che si preparano un quarto Sant'Elena. Sono un po' lunghi come lavorazione, ma ne vale veramente la pena. Oggi prepariamo semplicemente le scodelline di pasta reale di mandorle. Gli ingredienti che mi occorrono per preparare le scodelline per i Candelauso sono 500 g di farina di mandorla tritata molto finemente, 300 g di zucchero, un bicchiere di acqua fior d'arancio e un bicchiere d'acqua, la scorza grattugiata di un limone, e io uso della vaniglia in polvere, altrimenti usate tranquillamente la bacca di vaniglia. Andiamo ai fornelli. Porto dentro una pentola lo zucchero, l'acqua fior d'arancio e l'acqua. Allora mettiamo subito acqua in una pentola e acqua fior d'arancio e zucchero, i 300 g di zucchero. Accendiamo il fornello, lasciamo cuocere e lasciamo sciogliere completamente lo zucchero. Il composto sarà pronto quando prendendone una piccola quantità formerà un filo. Lasciamo cuocere per qualche minuto l'acqua e lo zucchero. Acqua e zucchero sono pronti. Abbasso il fornello un attimo, la fiamma, e verso tutto d'un colpo la farina di mandorle e mescolo bene e faccio amalgamare benissimo farina e sciroppo di acqua e zucchero. Quando l'impasto è pronto, spengo il fornello e trasferisco tutto dentro una ciotola. Ora aggiungo all'impasto la vaniglia in polvere e la scorza del limone e mescolo bene. Dopo aver trasferito la pasta reale dentro una ciotola, la vado a coprire con la pellicola. Dovrà raffreddarsi completamente prima di poterla utilizzare per preparare le nostre scodelline. Adesso è proprio calda, è proprio bollente, sarebbe impossibile mangiarla. La pasta reale è fredda. Possiamo cominciare a preparare le ciotoline. Ho versato sul tavolo da lavoro un po' di farina che mi servirà per aiutarmi a creare le ciotoline. Prendo una piccola quantità di impasto, una pallina, che allungo e inizio a bagnare nella farina e comincio a dare forma alle scodelline per preparare poi i Scandelaus. Prima scodellina è pronta, la vado a sistemare su una teglia da forno o con carta forno o con un tappetino da forno. Dovranno asciugare per circa 2 giorni. Quando le scodelline sono tutte pronte, le lascio asciugare per circa 2 giorni. Dopo 2 giorni che le scodelline hanno asciugato all'aria, a questo punto le porto in forno preriscaldato a 60-70 gradi e le lascio asciugare ulteriormente per circa 2 ore.
Dopo 2 ore ho tolto le scodelline dal forno, le lascio raffreddare prima di andare a glassarle. Preparo la glassa per le scodelline con mezzo chilo di zucchero, 300 ml di acqua e un mezzo bicchierino di acqua fior d'arancio. Sul fornello ho messo la pentola con lo zucchero, aggiungo l'acqua e l'acqua fior d'arancio. Accendo e lascio cuocere affinché si sciolga completamente lo zucchero e poi lascio bollire per un po' fino a quando, prendendo una piccola quantità tra le dita, filerà. A quel punto vorrà dire che la nostra glassa è pronta. Lo sciroppo ha preso a bollire, lo lascio cuocere per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Dopo circa 10 minuti inizio a fare la prova. Prendo una piccola quantità sulle dita e siccome fila vuol dire che è pronto. Tengo il fornello al minimo e inizio a glassare le scodelline. Allora inizio a glassare la parte interna delle scodelline. Dopodiché le riporto sulla teglia del forno perché dovranno asciugare. Mi raccomando, facciamo attenzione allo sciroppo perché è proprio bollente e si rischia di andare a scottarsi. L'interno delle scodelline è glassato. Le lascio asciugare prima di andare a preparare il ripieno. Questa è quasi completamente asciutta. Preparo il ripieno per i candelaus. Mi occorreranno 700 g di zucchero, mezzo chilo di mandorle a fettine, della vaniglia in polvere, altrimenti una bacca di vaniglia, la scorza grattugiata di un limone biologico, un bicchiere scarso di acqua fior d'arancio e dell'acqua a coprire lo zucchero sopra di 3-4 mm. In una pentola verso tutto lo zucchero, l'acqua fior d'arancio e l'acqua, a coprire lo zucchero di pochi millimetri in più. Saranno circa 2 bicchieri d'acqua. Accendo il fornello, faccio bollire, faccio sciogliere lo zucchero e lo faccio cuocere qualche minuto. Lo zucchero è pronto, ha cotto per 10 minuti. Vado a versarvi le mandorle a fettine. Do una bella girata e lascio cuocere qualche minuto. Non lasciamo cuocere troppo perché non si deve asciugare. Dopo aver mescolato bene le mandorle allo sciroppo, spengo il fornello e vado a trasferire tutto in una ciotola. A questo punto aggiungo la vaniglia in polvere e la scorza del limone e mescolo bene. Lascio raffreddare il ripieno prima di andare a riempire le scodelline. Quando il ripieno è pronto, ne vado a prelevare un pochino con un cucchiaino e vado a riempire le scodelline. Schiaccio bene e vado anche a livellare un po'
Lascio asciugare anche il ripieno, se necessario tutta una giornata. Il ripieno dei Candelaus è asciutto, quindi possiamo andare a preparare la glassa cotta per andare a glassarli tutti. La glassa che ho usato prima per glassare l'interno delle scodelline adesso la riutilizziamo, non la buttiamo via, perché riaccendo il fuoco, aggiungo un bel bicchierino di acqua fior d'arancio e se necessario, man mano che scalda e ci rendiamo conto, aggiungiamo anche un goccino d'acqua. Intanto facciamo sciogliere. Inizio a spennellare e glassare i Scandelaus. Parto proprio dalla scodellina. Facciamo molta attenzione perché lo zucchero cotto è caldissimo e rischiamo veramente di ustionarci. Facciamo prima di tutto la scodellina, poi la porteremo ad asciugare. Non ci mette troppo perché essendo caldo lo zucchero tende ad asciugare abbastanza velocemente. Dopodiché faremo il fondo e la parte superiore con il ripieno. Aspetto che si asciughi la glassa sui Candelaus in modo che poi posso girarli e glassare anche la superficie. Ho rimesso lo sciroppo a bollire e come prima ho aggiunto un goccino d'acqua in modo che lo sciroppo riprenda a filare e a essere meno denso. Ho rigirato tutti i Candelaus e adesso vado, dopo averli glassati in superficie, adesso vado a glassare sopra il ripieno. Se necessario sulla parte del ripieno glassare anche 2-3 volte, una volta che si asciuga aspettare che si asciughi e poi glassare ancora fino a che sarà completamente ricoperto di glassa che dà sul bianco, un bianco avorio. Aspetto che la glassa si asciughi e poi vediamo se serve dare un'altra spennellata. I Candelaus sono asciutti, quindi iniziamo a fare la decorazione. Inizio subito con la foglia d'oro, che è delicatissima, mi raccomando, attenzione quando si maneggia, si tocca, perché è proprio talmente delicata che si aggroviglia tutta ed è praticamente quasi impossibile tirarla su. Do una spennellata con dell'acqua proprio appena sul Candelaus glassato. Mi serve che sia leggermente umido per poter andare a mettere la foglia d'oro. Vado a staccare con moltissimissima calma, vado a rigirarla perché sembrerebbe, ecco, forse ce la facciamo a staccarla senza che si rompa. Dopo aver in qualche modo decorato con la foglia oro, non è facilissimo. Se volete cimentarvi provateci, ma non è così semplice se non avete tanta manualità. Anche io ho avuto parecchia difficoltà a mettere la foglia d'oro e vado a fare un'ulteriore decorazione con la ghiaccia reale. E per prepararla mi occorrono 130 g di zucchero a velo impalpabile, 30 g di albume d'uovo e un cucchiaino di succo di limone fresco.
Quindi verso nello zucchero l'albume e il succo del limone e comincio a mescolare. Dopo aver amalgamato bene col cucchiaio vado a lavorare un po' con le fruste perché devo creare una ghiaccia reale bella compatta. La ghiaccia reale è pronta, è ben lavorata, ora la posso trasferire in una sacca da pasticceria o una sacca creata con la carta forno per andare a decorare il Candelaus. Ho messo la ghiaccia reale dentro una sacca poche con un beccuccio piccolo apposito per appunto scrivere e decorare con la ghiaccia. E vado a fare qualche decorazione. Questo è tutto bianco, altrimenti possiamo usarne uno dove avevo messo la foglia d'oro. Vado a iniziare Dopo 5 giorni intensi di lavoro, i Candelaus o i Drucci Finisi sono finalmente pronti. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, iscrivetevi al mio canale e mi raccomando condividete con i vostri amici. Sotto, come sempre, come faccio sempre, in descrizione troverete tutti gli ingredienti se volete provare a realizzare i Candelaus o Drucci Finisi a casa.